10.000 firme da raccogliere entro ottobre. Questo è l'obiettivo a cui si è dato il via oggi con un gazebo, cui la gente affluiva ininterrottamente per aderire all'iniziativa promossa dal Comitato per la difesa del torrente Vanoi e delle acque dolci. Facciamo questa raccolta per fermare il progetto della diga Vanoi, che per noi è assolutamente deleterio e speriamo che si fermino. Roma e Venezia sembrerebbero volere la diga per raccogliere l'acqua da distribuire in estate per l'agricoltura in pianura, tutti indistintamente contrari nelle terre alte, in Veneto come in Trentino Alto Adige. La speranza è quella che questa opera si possa fermare, si possano soprattutto trovare, che ci sono già a utilizzare direi, più che altro soluzioni alternative, con un minor impatto, con un minor costo e che quindi possano soddisfare sì le esigenze della pianura, però senza intaccare l'ecosistema montano. L'infrastruttura costerebbe intorno ai 150 milioni di euro e dovrebbe permettere di trattenere 33 milioni di metri cubi d'acqua, o forse, stando alle ultime ipotesi, solo 20. Ci siamo accorti che non solo la gente di montagna è contraria a questo progetto, ma anche la gente di pianura. Oggi è il primo giorno che ci siamo messi e moltissima gente sia di Bassano che di Padova, che di Treviso e anche di Venezia si è fermata e ha firmato contro la diga. Nel momento in cui la gente conosce le nostre problematiche, capisce che è un progetto che non va fatto. Le firme, una volta terminata la raccolta, verranno mandate a tutti, dal Presidente della Regione Veneto a quelli del Senato, della Camera e della Repubblica, ai Ministeri dell'Ambiente, dell'Agricoltura e delle Infrastrutture, alle province e altri enti potenziali interlocutori in questa complessa vicenda.